avremo questa sera la possibilità di ascoltare generi diversi. Tra poco salirà su una band che fa musica strumentale, diciamo post rock, ambient, e tra poco quindi ci saranno i Lasa Society. E invece facciamo che tra poco, insomma, avete visto che dietro c'è tutto un armamentario. E invece diamo subito il benvenuto a Tommaso Intrieri. Welcome, benvenuto Tommaso. Benvenuto. Grazie mille, grazie. Allora, tu arrivi da lontano perché arrivi da Lecco, dico Sì, bene? Arrivi da sì, Lecco? da Lecco. Giovanissimo, hai cominciato a suonare la chitarra a 10 anni. Sì, è sempre stato il mio strumento, mi ha attirato fin da bambino e ho continuato fino adesso. La passione sicuramente è grande. Hai cominciato a militare in qualche band, ho visto. Sì, ero in un gruppo in cui suonavo la chitarra elettrica e scrivevo le canzoni. Poi col passare del tempo ho preferito scrivere canzoni più intime, diciamo, che mi rispecchiassero un po' di più, quindi ho cambiato totalmente genere. Hai cominciato col progetto solista, ma Esatto, del resto tu sei giovane, c'hai 22 anni, quindi diciamo ne hai di tempo di strada. No, infatti. Quindi, allora, queste sono canzoni inedite che quindi Sì. presentiamo per la prima volta, almeno in streaming, perché siamo qui su Corto Corto in Sì. streaming. Poi andrai anche ci saranno gli estratti su Radio Reporter Torino su 99.9, e quindi insomma diciamo che stiamo ringraziando anche tutti quelli che sono i nostri collaboratori insieme al Lab, che questa sera ci ha messo qui in vetrina con questa situazione un po' diciamo natalizia. Allora, con che cosa cominciamo? Con cosa entriamo nel tuo? Il primo pezzo che io abbia scritto per questo progetto si chiama Un momento e parla dell'importanza dei momenti semplici e brevi, che a volte si perde un po', ma poi in realtà rimangono segnati per l'eternità, diciamo. Un momento, Tommaso Intrieri qui al Salotto. Grazie mille per la fiducia. Un uomo e una donna non si sono mai visti, vivono lontano, non si conoscono nemmeno, non hanno mai incontrato l'amore, neanche per caso, forse solo per gioco. E poi in un istante, nello stesso momento, leggono la stessa pagina dello stesso libro. Quello è il primo minuto della loro ultima ora, esattamente. Ma neanche 1000 anni o un calcolo attento basterebbero a descrivere l'eternità di un momento, immobili e impauriti davanti al giusto incastro, provando a ricordarsi che la terra è un astro. Un uomo e una donna nella stessa stanza si guardano senza dir nulla, ma non stanno in silenzio, non riescono a sentirsi perché non sono pronti a incontrarsi.
Una donna si getta nella pioggia e la pioggia nel fiume. Un uomo si getta in un fiume e il fiume nel mare. Il mare torna sulla terra in una pipa di schiuma, vestita da sposa. Ma neanche 1000 anni, ho un calcolo attento, basterebbero a descrivere l'eternità di un momento. Immobili e impauriti davanti al giusto incastro, provando a scordarsi che la terra in fondo è un sasso. Ma neanche 1000 anni, ho un calcolo attento, basterebbero a descrivere l'eternità di un momento. Immobili e impauriti davanti al giusto incastro, provando a ricordarsi che la terra è un astro. Tommaso Intrieri, perdono. Grazie mille. Eccoci. Allora, questo è un pezzo, come dire, molto delicato. Ci hai raccontato quando hai cominciato a suonare la chitarra, quindi prestissimo, ma Sì. quando è che invece hai cominciato, diciamo, a cantare? Perché anche qua non è che... In diciamo, realtà molto tardi, perché a fare lezioni ho iniziato da 6 mesi circa, ma neanche, cioè proprio è poco che faccio lezione. Mi piace cantare da tanto, da qualche annetto, Da però qualche annetto. l'ho sempre fatto per il mio diletto. E poi hai detto, però se devo andare a cantare in giro vado un po' a studiare, Sì, diciamo, sì, vado un po' a sì, studiare. Cosa devo fare? Vocalizzi, quelle cose lì, vero? Anche, sì, Anche, sì. anche. E magari anche ogni tanto provare i tuoi pezzi, credo. Con Sì, sicuramente. Li ho registrati con il mio produttore e faccio lezione con sua moglie, che è un insegnante di canto veramente in gamba. E mi sono stupito veramente di come i miei pezzi sono cambiati una volta studiati insieme a lei, perché sono riuscito a esprimere esattamente quello che volevo, quindi sono estremamente contento di Quindi questo. sei in una fase di scoperta, diciamo. Sì, sì. Prendi anche un applauso all'atere, però ci sta perché sei stato bravissimo. Allora, la prossima canzone invece come si intitola? Si intitola Io ti aspetto. Io ti aspetto. I wait for you. Sì. È semplicemente, credo che aspettare qualcuno sia a volte il regalo più bello che puoi fare a un'altra persona, e a volte può anche essere un grande torto che fai a te stesso. Diciamo, Però non ha fatto più taglio. a volte vale la pena aspettare, anche se quello o la cosa o la persona che aspetti non arriverà o non tornerà. Vale comunque la pena aspettare in certi casi. In spagnolo praticamente mi sembra che aspettare e speranza sia la stessa Esatto, parola, no? sì, Espera. sì. Quindi diciamo è una cultura latina quella che tu stai portando, anche se arrivi da Lecco. Sì. Poi di spagnolo non so nulla, però questa cosa l'avevo già sentita. L'avevi già sentito. Sì. Va bene, allora ascoltiamo il prossimo brano che abbiamo detto. Io ti aspetto. Io ti aspetto, l'avevo detto prima.
aspettavo di trovarti qui, tra le mie parole. Non credevo di essere così fragile quando piove. Io mi nascondo e poi ti cerco in tutte le correnti, prima che sia troppo tardi per trovarti. Sei ossigeno e aria pulita dentro i miei polmoni, la mia canzone preferita, sempre in evoluzione. La lontananza è un'amica sincera che a volte schiaccia il petto, ma noi siamo una cosa vera e io ti aspetto. La notte sulla funivia di luna vestivi, se proprio devi andare via, scrivimi quando arrivi. Non ti prometto quello che non ho, ma solo quello che sono. Se non è tempo aspetterò, io non ti abbandono. Sei ossigeno e aria pulita dentro i miei polmoni, la mia canzone preferita, sempre in evoluzione. La lontananza è un'amica sincera che a volte schiaccia il petto, ma noi siamo una cosa vera. Io ti aspetto, 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 io ti aspetto. Io ti aspetto qui. Sei ossigeno e aria pulita che mi attraversa il petto. Non importa se sei partita, io ti aspetto. Tommaso Intrieri, io ti Mille aspetto. grazie. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Hai accennato al fatto che diciamo hai un team di esperti dietro di te, perché hai l'insegnante di canto che però è anche, come dire, la compagna del tuo produttore, no? Se non ho capito male. Sì, sì, sì. E quindi adesso noi stiamo ascoltando questi brani soltanto chitarra e voce, invece come li stai registrando? In maniera acustica, elettronica? Com'è? Il mio produttore si sta occupando dell'arrangiamento, lui è veramente un musicista formidabile secondo me, e lui sta facendo un arrangiamento ovviamente in linea con quello che io voglio che esprimano i miei pezzi, però c'è anche molta elettronica, è molto moderno, diciamo, l'arrangiamento. Quindi noi adesso li stiamo sentendo, diciamo, un po' a bianco e nero, poi Esatto, chissà sì, quando sì, li pubblicherai con che tipo di trattamento cromatico verranno fuori. Allora, adesso invece la prossima canzone, il prossimo inedito che ci fai ascoltare, come si intitola? Si intitola Melo e descrive abbastanza bene la mia vita sentimentale, perché parla di una ragazza che si chiama Melania, per quello si chiama Melo la canzone, e per cui avevo preso una cotta veramente forte. Ti hai riscontrato? Ti hai riscontrato? Sì. E nel momento in cui ho deciso di dirglielo che mi aveva preso particolarmente,
prima che io riuscissi a dirglielo mi ha detto: guarda, visto che ho trovato una squadra di pallavolo molto forte, mi trasferisco e quindi non ci vedremo quasi mai. E quindi niente, cioè, non le ho mai detto niente. Ho scritto questa canzone e lei non lo sa. Chi lo sa, magari ti sta ascoltando in streaming e ti sei Può fregato. essere, nel caso siamo diventati poi noi, diciamo, come dire, messaggeri di questo messaggio nella bottiglia, o meglio, messaggio Esatto, nella canzone. Messaggio nella canzone. Chissà che arrivi proprio questa sera, che lo fai Non qui si sa. davanti a noi. Vedremo. nel caso spero che le piaccia. Sergione, se vedi qualche messaggio coi cuoricini, diccelo. Regista di suoni, di colori accesi e di momenti inattesi. Una mela su un ramo che a volte si sente persa, poi si scopre diversa. Ma scusa se spesso non assomiglio a me stesso quando sono con te. Ma se prendi il treno, tienimi un posto vicino a te. Ti cercherò ancora nella pioggia che cade. Ti troverò un'ora in un riflesso nel mare. Mi siedo in disparte per non disturbarti, per aspettarti. Mi sento banale, un po' superficiale, cercando i tuoi sguardi. Mi ricordi che casa non è solo un posto, è una sensazione. È una mela che cade e poi si rialza, guarda il cielo e sorride. Ti cercherò ancora nella pioggia che cade. Ti troverò un'ora in un riflesso nel mare. Lasciami entrare, oh lasciami andare. Lasciami entrare, oh lasciami andare. Lasciami entrare, lasciami andare. Lasciami entrare, oh lasciami andare.
cercherò ancora in ogni poesia. Ti troverò allora ovunque tu sia. Tommaso Intrieri qui al salotto grazie. con queste canzoni che insomma più o meno la data di uscita l'hai programmata, quando potrebbe essere? Primavera 2020? Pensiamo febbraio-marzo. Quindi diciamo Sì, imminente, sì. imminente, quindi teniamoci in contatto così sentiremo poi come si sono trasformate queste canzoni, visto che ce le hai portate diciamo ancora così, diciamo con i disegni preparatori, ecco. Esatto. Allora, qual è la canzone che invece che hai scelto per salutare il Lab, salutare Piazza Vittorio e darci l'arrivederci? Ho scelto la canzone più spensierata che ho scritto. Si chiama Forse e parla della mia eterna indecisione, nel senso non do mai risposte decise. Infatti i miei amici non mi sopportano per questo. È una canzone molto autobiografica, Sì, diciamo. sì. Forse, sì. forse È una parola che uso spessissimo. cioè, almeno me la ricordo, te la sei segnata. Forse Tommaso Intrieri. Forse la mia vita ha un senso, forse mi ricordo a stento di chi sono io. Forse parlo troppo poco, forse non mi metto a fuoco quando ti guardo. Forse le parole non sono il mio forte, ma mi piace quando fuori è notte e c'è silenzio. Forse mi perdo in un bicchiere d'acqua, a piedi nudi sulla sabbia, guardando all'insù. Ma ti assicuro che se parto è solo per ritornare, e se ti saluto è per poi poterti riabbracciare. Chiudo gli occhi e vado via per conoscerti davvero. Mi ricorderò di te imparando a essere sincero. Forse la pioggia lava via chi sono e a volte basta solo un tuono per spaventarmi. Forse dico troppo spesso forse tra le mie parole sparse in una valigia. Ma ti assicuro che se parto è solo per ritornare, e se ti saluto è per poi poterti riabbracciare. Chiudo gli occhi e vado via per conoscerti davvero. Mi ricorderò di te imparando a essere sincero. E non pensare che sia insicurezza, ho solo paura di guardarmi nello specchio. È una bellissima incertezza mentre passa il tempo e non invecchio. Ma ti assicuro che se parto è solo per ritornare, e se ti saluto è per poi poterti riabbracciare. Chiudo gli occhi e vado via per conoscerti davvero. Mi ricorderò di te imparando a essere sincero. Forse la mia vita ha un senso, forse mi ricordo a stento di chi sono io.
Tommaso Intrieri. Tommaso Intrieri, questa forse, grazie mille di esserci venuto a trovare, chiaramente grosso in bocca al lupo per questo lavoro che stai realizzando. Grazie mille a voi, è stato bellissimo. Poi Torino è una città che adoro, quindi avere la possibilità di suonare qui è fantastico. Quindi grazie veramente a te, a Corto e a tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa. Grazie Tommaso, grazie di esserci venuto a trovare. Grazie ancora un applauso per Tommaso. Adesso un breve cambio palco e tra pochissimo ci saranno i Lasa Society. A fra poco.